7 coltellate per uccidere la figlia di 4 anni e seppellirla nel terreno dietro casa a Mascalucia, la confessione della mamma che non versa una lacrima, ipotesi premeditazione movente da chiarire. La Cassazione chiude il cerchio a 30 anni dopo il maggio 92, il sigillo definitivo sulle condanne all'ergastolo e definitiva anche l'assoluzione di Tutino. Agrigento sporca agli occhi di residenti e turisti, i nodi di un appalto che il sindaco Miccichè ha ereditato. Playoff per la promozione in A2, la Fortitudo batte Rieti anche in gara 2, 72-57, venerdì gara 3 in trasferta. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. L'omicidio della piccola Elena Del Pozzo, 4 anni, ha sconvolto Mascalucia, una cittadina di 30.000 abitanti sulle pendici meridionali dell'Etna, ma anche tutta Italia. Una storia iniziata con il racconto di un rapimento e finita con una confessione. La bimba è stata uccisa dalla madre con 7 coltellate. C'è l'ipotesi della premeditazione e il movente da chiarire. La donna 23enne è in isolamento in carcere, sorvegliata 24 ore su 24. C'è il servizio. Martina Patti, 23 anni, ha confessato di aver ucciso a coltellate la figlia Elena, 4 anni, scomparsa lunedì a Mascalucia, in provincia di Catania. Dopo il delitto ha nascosto il corpo della bambina sotterrandolo in un campo. Ha inventato la storia del sequestro da parte di un commando. Dopo meno di 24 ore è crollata, facendo ritrovare il cadavere. Le indagini sono solo all'inizio, alcuni aspetti di questa drammatica vicenda sono ancora da chiarire. Si esclude in ogni caso il coinvolgimento di altre persone, ha fatto tutto da sola. Il corpo della piccola Elena era lì a neanche 200 metri in un campo incolto, in via Turati, parzialmente sepolto, coperto da 5 sacchi, con le ferite delle 7 coltellate inferte dalla madre sul collo e sulla schiena. La confessione sarebbe stata senza parole di pentimento, senza lacrime. L'ho uccisa io, poco altro. Ricordo soltanto il coltello, ma non ricordo altro, non ero in me, non ero io. Se sia stato un raptus, un delitto d'impeto oppure no, lo stabiliranno le indagini. Gli inquirenti hanno dubbi su questo punto, non a caso l'accusa è di omicidio premeditato aggravato. Appare ben pianificata la storia del rapimento, per quanto inverosimile, di 3 uomini incappucciati. La giovane donna si era procurata o comunque aveva a disposizione l'occorrente per la sepoltura, una pala e una zappa. L'ipotesi della premeditazione prenderebbe forza anche dal fatto che la 23enne aveva inventato un racconto parecchio articolato su 3 uomini incappucciati che le avevano strappato via la bambina. Aveva infatti riferito agli inquirenti che i rapitori avevano persino fatto riferimento a un biglietto. Non è bastato il biglietto a tuo marito, allora la bambina la vuole vedere morta. Si tratta di una vicenda di qualche anno fa. Il padre della piccola Elena Del Pozzo era stato per errore accusato di una rapina e poi scagionato, ma tra il carcere e i domiciliari gli era stato recapitato un biglietto di minaccia in cui lo si invitava a non rivelare il nome dei veri autori del furto, di cui peraltro, secondo i magistrati, era ignaro. Nel corso della confessione, Martina Patti avrebbe detto che lei ed Elena intorno alle 14:30 erano uscite per andare a casa della nonna materna, ma da lì in poi ha rimosso tutto, ricorda solo di essere andata in quel campo dove poi è stato trovato il cadavere straziato della bimba. Tuttavia al momento è impossibile sapere se la bambina sia stata uccisa lì nel campo oppure più probabilmente nell'abitazione, che ora è sotto sequestro in attesa di un nuovo ulteriore sopralluogo della scientifica. La madre della vittima sostiene di non ricordare di aver sotterrato la bambina, ma viene escluso il coinvolgimento di altre persone nell'omicidio. Il movente è al momento un giallo. Dalla separazione col marito Andrea Nicodemo Del Pozzo, 25 anni, Martina Patti e la figlia Elena vivevano da sole. La donna aveva faticato a chiudere serenamente con il suo passato, anche se aveva un nuovo fidanzato. Al marito forse non perdonava il fallimento della loro storia, il fatto che si fosse rifatto una vita con un'altra donna e che la piccola Elena si stesse affezionando alla sua nuova compagna. La piccola Elena Del Pozzo è stata uccisa con 7 coltellate al collo, all'orecchio, alla spalla. Martina Patti adesso è in isolamento in carcere, sorvegliata 24 ore su 24. Sono ancora tante le cose da ricostruire in una storia che ha sconvolto la cittadina di 30.000 abitanti sulle pendici meridionali dell'Etna.
Il fatto di sangue è avvenuto verosimilmente tra le 13 e le 15. La sera prima la bimba aveva dormito a casa dei nonni materni. Alle 13 di lunedì Martina è inquadrata dalle telecamere dell'istituto mentre prendeva la piccola, che felice corre incontro alla donna. Sono probabilmente i suoi ultimi minuti di vita. La madre continua a ripetere ed essere confusa. Non ricordo dove ho messo il coltello, ha detto. Certo, perché eravamo rimaste così, io l'avrei accompagnata, l'ho accompagnata, per accompagnarla sono entrata 2 ore dopo del lavoro perché questa bambina lei ce la lasciava quando diceva lei. Io l'ha lasciata di domenica, va bene, io la domenica non lavoro il sabato, me la poteva lasciare il venerdì, lei decide quando lasciarla, quando gli conviene a lei, va bene, ma io non dico mai di no, perché io ti faccio non dite niente per favore, basta che abbiamo Elena. E io lì domani sono arrivata 2 ore dopo al lavoro, ho timbrato 2 ore al mio lavoro perché io lavoro, per l'amore di accompagnare mia nipote. L'ho vestita, l'ho accompagnata. Io una cosa le ho detto, perché lei mi ha detto cos'era Elena, io gli ho detto Elena, gli ho detto come ti voglio bene io, gli ho detto non ti vuole bene nessuno al mondo, ricordatelo sempre, non lo so ma che me lo sentivo, l'ho abbracciata e lei mi ha guardato e mi ha fatto uno sguardo come per dire lo so, mi ha detto lo so. Signora, perché è successa questa cosa secondo lei? Che cosa è stato il motivo? Allora loro erano separati, loro erano lasciati. E a parte queste cose che lei comunque diceva che la bambina doveva stare con lei, decideva lei, queste cose così perché lei aveva questo atteggiamento in questo modo autoritario e aristocratico, mio figlio anzi gli parlava sempre con calma perché lui lo sapeva quanto noi ci tenevamo a Elena, quanto noi, anche quella volta a settimana noi va bene pazienza, quando dice lei ce la teniamo. Non c'era un accordo col giudice? No, ancora no, non l'avevamo fatto perché non volevamo fare queste cose così noi siamo una famiglia pacifica. Spaventavamo perché secondo noi col giudice è sempre peggio. Non lo so, non volevamo fare queste cose. Allora poi io gli ho detto ad Alessandro non fare niente, non dire niente, va bene, noi ci accordiamo. Allora lei ce lo decideva, domani devi riprendere all'asilo. E va bene, io se mio figlio non poteva perché non lo so. Signora, ma erano delle ripicche legate al fatto che suo figlio si era rifatto magari una vita? No, perché allora prima se l'è fatta lei. Lui poi e non era la prima volta che erano era con un lasciati, altro certo. al di fuori della loro relazione, solo che la prima volta mio fratello l'ha perdonata. La seconda è stata lei che comunque la prima volta non lo sai, l'ha perdonata perché lei diceva che non era vero, quindi non è vero. No, io ho delle prove, dei messaggi. Comunque, di quello dico, poi lui basta, si sono lasciati, lei stava prima con un altro, ha pubblicato anche video su WhatsApp, li vedevamo, si chiama Francesco questo qua e ce l'aveva prima. Poi mio figlio se n'è andato, anzi per un po' è andato a vivere a casa di mia suocera, perché comunque da noi lo dovevamo accogliere in qualche modo, poi è venuto a vivere a casa da noi, poi per cercare di cambiare un po' vita, un po' cose, è andato da un suo amico in Germania. E ha conosciuto questa ragazza che è un amore, questa ragazza. Quando è entrata a casa mia questa ragazza... Avevate avuto negli ultimi giorni dei segnali di qualcosa che era peggiorato nel comportamento della bambina così. Magari perché... Quando infatti i carabinieri ora dicevano a mio marito ma è strana, è fredda, lei è sempre stata così. Sempre tanto che noi diciamo è autistica, cioè non dava mai segni di affetto, non era empatica. No, non era empatica, no. E quindi io ho detto che loro non la conoscono perché noi l'avevamo escluso, cioè una mamma che ammazza una bambina, cioè noi l'abbiamo escluso, ci abbiamo pensato, no, neanche per un minuto, nonostante che io l'abbia vista che picchiava la bambina, ma una cosa è picchiare una bambina. Quando queste volte? No, l'anno scorso, tempo Ed è fa. successo solo quella volta? Ma io non, che ha visto io non lei sono giustamente? Sempre, sì, io non che sono ha visto sempre lei? con la bambina. Martina cosa ha detto ai carabinieri? Quando? Stamattina. Ora che l'ha uccisa? A lei che notizie è arrivata? Niente, a me mi è arrivata, io l'ho letta sul giornale, io non so nulla. E lei cosa sa della bimba? Io so Dove soltanto si che noi trova fino a questa ieri bimba anche in mio posto? figlio l'ha difesa, gli ha detto no, gli ha detto ma Martina no. Stamattina ha saputo che il corpicino Noi della sapevamo bimba era solamente qua. che i carabinieri Chi l'ha hanno subito saputo? avuto un sospetto su di Cosa lei. sapete? Ma mio Io fratello l'ho saputo da un escludeva. gruppo mio di WhatsApp che hanno scritto, hanno trovato il corpo della bambina. Io ho contattato questa mia amica che l'ha scritto, ho detto ma che è? Dice sì, dice perché era sui giornali. Quindi voi sapete forse prima di tutti quanti. Allora noi non abbiamo conosciuto purtroppo la bambina, voi che l'avete conosciuta per 5 anni. Allora Per ripeto, descriverla a noi che non abbiamo conosciuto, ma che bambina Elena era una bambina meravigliosa, non lo dico io, ho avuto 2 figli, ma Elena era innanzitutto di una dolcezza, era una dolcezza particolare, io non me lo spiego come è successo questo, dolce, buona, affettuosa, bellissima, una bambina bellissima, poi parlava, già a 5 anni parlava, discuteva, si sapeva fare i conti, scriveva.
perché era di un'intelligenza particolare. Cioè, io non lo so, per me era, ripeto, per me era una luce. Faccio una domanda diretta, voi ci avete creduto alla storia degli incappucciati che avevano rapito la bambina? Per un po' ci avete creduto? Ma noi ci abbiamo creduto, perché ne so? Creduto? Perché noi non abbiamo creduto assolutamente che potesse essere stata lei, assolutamente. Poi lei, quando ha chiamato a mio figlio, quindi che voi pensavate che 3 persone l'avevano rapita, credevate a lei? Quando noi eravamo a casa e mio figlio ha ricevuto la telefonata di lei che chiamava, dal sottofondo si sentiva lei che gridava come una pazza, gridava la bambina, mi hanno pistato la pistola, aveva detto mi hanno buttato la pistola. E voi ci avete creduto? Sì, noi ci abbiamo creduto, ma perché non credere a questa che chiama? Quando avete cominciato ad avere dei dubbi? Mai, fino a quando l'abbiamo letta sul giornale, mai. Però diceva che la mamma aveva dei problemi, era appunto poco affettiva. Sì, questo sì, era poco affettiva, ma non con la bambina, con noi. Io devo essere sincera, io non è perché adesso lei ha fatto questo. E con la bambina Non che con la rapporto bambina. aveva la mamma? La mamma era molto affettuosa con la bambina, aveva molta pazienza, però quando perdeva la pazienza era strana, ma questa ragazza era strana sempre, aveva degli occhi strani, si rifaceva all'improvviso strani, era molto strana. E quindi noi non ci abbiamo creduto, ma come possiamo pensare mai che una madre ammazza un figlio? Cioè, perché dobbiamo pensare questo? Può dirci il suo nome e cognome? Certo, mi chiamo Rosaria Testa. Grazie Rosaria. Signora, La nonna paterna. Sì, Grazie. io non so, io sono la nonna paterna, la nonna che Elena l'ha amata più di tutti, gliel'ho detta a Elena. Quando l'ho accompagnata, l'ho abbracciata, gli ho detto come ti voglio bene, io non ti voglio bene nessuno, avevo ragione. Neanche sua l'ultima madre volta che l'ha l'ha vista voluta Elena, bene. signora? Quando l'ho accompagnata all'asilo, io la mattina. La mattina, ieri mattina. Su tutta una serie di elementi investigativi, comprese le dichiarazioni rese dalla indagata nel corso dell'interrogatorio, svolto ovviamente alla presenza del suo legale. L'indagata ha confermato il suo coinvolgimento nel delitto, non ha fornito però un movente relativo all'omicidio premeditato pluriaggravato del quale adesso è accusata. Ci spieghi i motivi del... No, non ha tentato di addossare la colpa all'ex convivente, ha cercato di depistare le indagini raccontando di un rapimento che si sarebbe verificato nel pomeriggio di ieri, rapimento che sarebbe, secondo sempre il suo racconto, da ricondurre a delle vicende che hanno visto coinvolto il marito in passato, in particolare una rapina nella quale l'ex convivente sarebbe rimasto coinvolto e dalla quale poi comunque è stato assolto. Quali sono gli elementi che fanno pensare alla premeditazione? Allora, gli elementi che fanno pensare alla premeditazione sono da ricercarsi nella ricostruzione nel racconto molto articolato che è stato svolto dall'indagata con riferimento al rapimento che si sarebbe verificato, al fatto che l'indagata si sarebbe procurata il materiale, gli strumenti per poter occultare il cadavere, in particolare una zappa da giardino ed una pala. Possiamo parlare sicuramente di una confessione che ha in parte chiarito determinati aspetti, ma altri invece restano da approfondire. Ci sono ancora delle indagini in corso, in particolare non è stato ancora effettuato il sopralluogo tecnico all'interno dell'abitazione dove l'indagata e la figlia vivevano. L'abitazione è stata posta sotto sequestro, i rilievi da parte della sezione di investigazioni scientifiche verranno svolti nei prossimi giorni. Quindi ancora non può dirsi se è stata uccisa specifica qual è il movente, perché lo ha fatto e cosa ha risposto? Non ha fornito alcun tipo di risposta in questo caso, anche perché durante l'interrogatorio svolto alla presenza del legale, quindi con gli elementi difensivi previsti dal codice, a tratti la signora ha asserito di non ricordare determinati aspetti della vicenda. Non ho capito, che scusa. Allora, tra gli aspetti che devono ulteriormente essere approfonditi c'è anche il rapporto attualmente esistente tra gli ex coniugi, quindi tra l'indagata
e l'ex convivente, i quali sembrerebbero ciascuno aver ricostruito una propria vita dal punto sentimentale. Non può escludersi quindi che in questo tipo di gelosie e di dinamiche tra ex conviventi possa ricercarsi anche il movente. Ma ribadisco a quest'ultimo proposito che in sede di interrogatorio, nel rendere dichiarazioni in parte confessoria, la signora non ha specificato il movente. Potrebbero esserci dei complici o lo escludete? Allora, ripeto che ci sono le attività di indagini ancora in corso. Come sempre accade in questo tipo di indagini, devono essere verificati tutti quanti gli aspetti, tutti i tasselli devono essere ricondotti al loro posto. Noi non escludiamo nulla in questo determinato momento. Per il momento è stato raggiunto, con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia, un primo step importante, ma ci sono ancora degli approfondimenti da svolgere. C'erano tracce biologiche in casa, sangue, avete trovato qualcosa? L'abitazione è stata sottoposta a sequestro e verranno quindi svolti nei prossimi giorni i rilievi tecnici da parte della sezione investigazioni scientifiche dei Carabinieri. Gelosia, una forma di gelosia nei confronti non solo della compagna dell'ex convivente, ma anche del possibile affetto che la propria figlia avrebbe potuto avere nei confronti della stessa. Secondo voi era tutto premeditato o quel giorno è successo qualcosa in particolare? È verosimile che ci sia un concorso di premeditazione, ma anche che ci sia stata una causa scatenante. Che potrebbe essere quale? Che potrebbe essere, pensiamo anche a un'esternazione di gioia della figlia nei confronti del rapporto che magari aveva instaurato con la compagna dell'ex convivente. Quello ha fatto scattare Trattamenti nei confronti della donna. Lui aveva rappresentato invece riferito dei comportamenti eccessivamente gelosi e quasi pressanti da parte della ex convivente. Non si respirava serenità. Incidente stradale mortale a Cefalù in provincia di Palermo. Lo scontro tra un'automobile Citroen guidata da un giovane di 22 anni e uno scooter ha provocato la morte di un uomo di 65 anni, Giovanni Lomenzo. Le indagini tese a ricostruire la dinamica di quanto e perché accaduto sono condotte dai carabinieri. Il motociclista è stato soccorso dai militari del 118 e trasportato all'ospedale Giglio, dove è deceduto a causa delle gravi ferite subite. Un pensionato di 68 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto mentre si trovava a piedi ed è stato travolto da un'auto condotta da un 73enne in contrada Filici a Cammarata. Il personale medico, giunto sul posto dopo un primo soccorso, ha disposto il trasferimento immediato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove i medici mantengono riservata la prognosi. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della locale compagnia, il 73enne a bordo di una Ford Focus non avrebbe rispettato la segnaletica stradale, travolgendo in pieno l'altro pensionato che era sulla carreggiata a piedi. Il conducente dell'auto è stato denunciato per lesioni gravi. La Cassazione chiude il cerchio su Capaci. Adesso, 30 anni dopo, il 23 maggio del 92, il sigillo definitivo sulle condanne all'ergastolo, ed è definitiva anche l'assoluzione, come già in primo e secondo grado, di Vittorio Tutino. Vediamo. La Corte di Cassazione ha confermato le 4 condanne all'ergastolo emesse nel processo bis per la strage di Capaci. Gli ermellini si sono ritirati in Camera di Consiglio nel pomeriggio di ieri e la decisione è stata ufficializzata solo dopo le 20. I supremi giudici erano chiamati a decidere se confermare o meno la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta emessa nel luglio del 2020, che ha condannato alla pena più alta Madonia Pizzo, Lonigoro e Tinirello e ha assolto invece Tutino, una sentenza attesa per tutta la giornata e con la quale l'accusa, nella persona del sostituto procuratore generale di Cassazione, Lelia Cardia, sperava anche in un nuovo rinvio in appello per lo stesso Tutino. Il processo Capaci bis è il nuovo procedimento sulla strage in cui venne ucciso Giovanni Falcone, quello nato dalle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza,
Secondo l'accusa, gli imputati hanno svolto un ruolo fondamentale sia nella fase organizzativa dell'attentato che nel reperimento dell'esplosivo piazzato sull'autostrada il 23 maggio del 1992, quando vennero uccisi il giudice, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti di scorta, Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Di Cillo. Il procuratore ha sottolineato che il botto di Capaci faceva parte della strategia stragista unitaria di Cosa Nostra. La soluzione di Tutino, ha sostenuto Cardia, segue un percorso tutto di facciata nel quale è mancata l'analisi delle emergenze processuali che indicano Tutino come uomo di fiducia di Graviano, soldato di mafia attivo in un programma eversivo unitario. Ad avviso della PG, il verdetto di appello dei giudici di Caltanissetta è ondivago sulla valutazione di Spatuzza e non valorizza il fatto che Tutino era nel gruppo di fuoco. Secondo Cardia, poi, la sentenza d'appello evidenzia una totale caduta di logicità nel metodo utilizzato dalla Corte di Merito, quindi ha sostenuto che un nuovo appello per Tutino lo dobbiamo alle vittime, che ha ricordato una per una con nome e cognome. La conferma della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Caltanissetta sulla strage di Capaci è un contributo importante per l'accertamento della verità su uno dei fatti più gravi della storia italiana. A dirlo invece all'ADN Cronos il presidente del Tribunale di Palermo, Antonio Balsamo, che era stato il presidente a sua volta della Corte d'Assise che presiedeva il processo di primo grado del Capaci bis. La sentenza peraltro segnala la completa possibilità che dietro questo drammatico evento ci sia una convergenza di interessi tra Cosa Nostra e centri di poteri esterni, dice Balsamo. Questa conclusione viene raggiunta essenzialmente sulla base di 2 elementi: le dichiarazioni di Antonino Giuffrea a proposito dei sondaggi preventivi che sarebbero stati effettuati da Cosa Nostra presso ambienti politici ed economici prima di dare avvio alla strategia stragista, e la decisione di salvare Rina, che il 4 marzo del 92 comunicò a Vincenzo Sinacori che bisognava porre termine alla missione romana perché c'erano cose più importanti che sarebbero state realizzate in Sicilia, e aggiunge: questa sentenza accerta in maniera inconfutabile la fase preparatoria dell'attentato, ma al tempo stesso apre la strada a un ulteriore lavoro di ricerca della verità che può essere il modo migliore per onorare la memoria di un grande magistrato come Giovanni Falcone. La strage di Capaci ha rappresentato un punto di svolta nella coscienza civile nel paese e nell'azione di Stato contro la criminalità organizzata, spiega Balsamo. Essa ha costituito l'inizio della fine di un'epoca in cui la mafia dei corleonesi poteva contare su un rapporto di alleanza con il mondo sociale, economico e politico. Poi Balsamo ringrazia la giudice alla terra del processo di primo grado del Capaci bis, Graziella Luparello, oggi GIP a Caltanissetta. La ringrazio, dice, per la straordinaria collaborazione in questo processo, un vero e proprio punto di riferimento. Così ancora all'ADN Cronos Tina Montinaro, vedova di Antonio, il caposcorta di Giovanni Falcone, morto anche lui nella strage di Capaci. Non ci aspettavamo niente di diverso, è chiaro che siamo sempre alla ricerca della verità, tutta la verità, visto quello che poco alla volta sta emergendo. Non ci accontentiamo degli ergastoli, vorremmo sapere tutto quello che è successo e perché è successo. Mi sembra sempre di stare è particolare per noi che abbiamo pagato tanto. Questo posto è molto particolare. La mafia esiste sicuramente, insomma noi continueremo a lottare anche per la ricerca chiaramente della verità. Devono gridare, devono chiedere, devono essere più attenti e ancora oggi comunque mi sembra che tentatiamo un poco. Un operatore scolastico di una scuola dell'infanzia di Canicattì risulta indagato per un'ipotesi di violenza sessuale su un alunno di 6 anni. La vicenda scaturisce dalla denuncia dei genitori del bambino che, dopo aver raccolto il racconto del figlio, si sono presentati dalle forze dell'ordine. E nella giornata di ieri, davanti il giudice Stefano Zammuto, si è svolto l'incidente probatorio con il conferimento dell'incarico ad una professionista che dovrà accertare la capacità del piccolo di sostenere l'interrogatorio. La vicenda risale allo scorso dicembre, quando, secondo la ricostruzione accusatoria, ci sarebbero stati dei contatti durante l'accompagnamento dell'alunno in bagno.
Città sporca agli occhi dei residenti e dei turisti, spazzamento e scerbamento fatto a singhiozzo. I nodi del servizio per le raccolte e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono stati al centro delle difficoltà incontrate dal sindaco di Agrigento Franco Miccichè, che ha ereditato un appalto datato 2017. Vediamo. Sindaco, quali le novità relativamente allo scerbimento e alla pulizia in un periodo estivo dove l'erba è molto alta e quindi voi avete fatto delle nuove assunzioni? Insomma, ci sono delle novità, ce li vuole dire? No, noi assunzioni non ne possiamo fare, vado per gradi, giustamente come mi dice lei, Agrigento è invasa dalle erbacce, è un problema serio per gli agrigentini, ma anche per me che sono il primo cittadino. Però voglio anche rendere noto le difficoltà che sto incontrando. Partendo dal 2017, quando è stato fatto l'appalto dei servizi di igiene ambientale, bacino territoriale ATO 4 Agrigento Est, l'allegato per Agrigento, si parte nel 2017, però poi hanno fatto le gare e quindi poi è stato controfirmato dal Comune nel 2019, ripeto, questo allegato prevedeva questo personale per l'intero servizio della nettezza urbana, scerbamento, spazzamento. Ebbene, un totale di 105 persone, dove soltanto 15 persone sono dedicate per lo spazzamento manuale. Qui non si parla di scerbamento, anche se nel contratto è previsto lo scerbamento, perché si presume che lo scerbamento debba essere incluso anche in questo spazzamento manuale. Ebbene, 15 persone che per legge sindacale devono camminare a coppia. Uno spazza o discerba e l'altro raccoglie. Ora, considerando che il territorio di Agrigento è più grande del territorio di Milano e considerando che Agrigento, città, ha 11 quartieri satelliti, tra questi quartieri satelliti 2 sono dei paesini, e parlo di Giardina Gallotti e di Montaperto. Ora io dico, come devono fare 7 coppie e mezzo a spazzare e discerbare Agrigento più 11 quartieri satelliti? Questo è quello che io mi sono trovato e che è quello che io non posso modificare fino alla scadenza del contratto. O meglio, lo posso modificare, ma naturalmente se si costringono le imprese ad altre assunzioni, naturalmente capite che tutto è a carico dei contribuenti, cioè va poi spalmato sulla Tari. Questo lo voglio dire per chiarire, perché giustamente le lamentele che giornalmente mi arrivano sono tante, però voglio anche affermare che già abbiamo stipulato come ogni anno la convenzione con l'ESA che ci darà una mano d'aiuto per lo scerbamento specialmente nelle zone periferiche di Agrigento, e poi stiamo prendendo altri provvedimenti per risolvere quasi definitivamente questa problematica che è grave per me e per l'intera Agrigento, senza intaccare la Tari. Non sarà caricato nulla ai cittadini. Spero a breve di poter accontentare tutti e chiedo scusa se fino adesso ho lavorato proprio perché io da agrigentino, da cittadino, non riesco più a sopportare le erbacce della città. E adesso parliamo di amministrative nei 2 capoluoghi siciliani, a Palermo dove ha vinto la Galla e a Messina dove ha vinto Basile. Uno sguardo alle strategie dei vincenti e un'analisi delle sconfitte. Vediamo. Sindaco Coppola, cosa ci hanno insegnato queste elezioni comunali di Palermo? Dall'alto dalla sua esperienza. È finita l'epoca dell'individualismo, produce danni già alla stessa democrazia. Le alleanze in una città diventano fondamentali, ma anche nei paesi diventano fondamentali. Un progetto non può avere un interprete che è individuale. L'elettore non bada più alla ideologia, all'appartenenza, pur se si chiama lista pasta e fagioli ed è credibile ed è fatta di teste pensanti, la gente vota. Ferrandelli ha avuto un successo
che certamente si porta appresso lui. Adesso lo ha con una maglietta diversa. Ci sono dati che devono fare riflettere. Sono amico di Roberto Lagalla, lo conosco molto bene, mi devo congratulare con Mimmo Turano che effettivamente è riuscito a portare a compimento l'operazione Lagalla, però i partiti sono un'altra cosa. Lui ha fatto un'adesione che era apparentemente logica, strada facendo, evidentemente c'è qualche mano più esperta dietro, sono riuscita a redigere un progetto che riguarda l'intero centrodestra, era vincente già di suo, perché dall'altra parte non c'è lo stesso clima solidale che si è respirato nel centrodestra, c'è un clima litigioso. Auguro poi a Roberto Lagalla di poter uscire da questa situazione che è pesante comunque. Pensare che sia facile amministrare Palermo, purtroppo non credo che sia così. Noi stiamo parlando di una città dove appena il 50% dei cittadini paga le tasse. Torniamo invece al dato politico che Figlio produrrà per le regionali. C'è un bel pezzo di centrodestra che non vuole il candidato naturale che sarebbe Musumeci. C'è un altro dato, che a Palermo non ha avuto successo la lista dei Fratelli d'Italia, per cui il sostenitore di Musumeci, che è Fratelli d'Italia, deve rivedere qualcosa. Il centrodestra, se vuole vincere, deve convergere su una candidatura. Di contro non c'è però niente al momento, anche se c'è una voglia di centro che lascerebbe insomma presagire. Chi è stato il regista della vittoria di Roberto Lagalla? Io non sono addentro ai lavori, ma ne vedo uno solo capace di gestire tutto questo, ed è Totò Cuffaro, la mente pensante, è l'unico. Lo hanno attaccato malamente, ma io ho un certo rispetto per chi comunque ha riconosciuto di aver fatto degli errori e ha pagato. Possiamo dire che Mimmo Turano è stato bravo nel far sposare Lagalla alla coalizione, Totò Cuffaro è stato bravo nel fare il regista della vittoria? Stiamo parlando di persone che hanno esperienza da vendere, hanno qualità da vendere, non sono sprovveduti. Mimmo Turano non è uno sprovveduto, e subito dopo la sua nascita, ancora con i pantaloncini corti, faceva politica. Ed è un garante, cioè uno che è affidabile insomma nel fare progetti di questo tipo, tant'è che a Palermo è stato il primo a indicare Lagalla e l'ha portata a compimento nonostante il suo partito abbia avuto un insuccesso. Però insomma la saggezza, ecco, chiamiamola la saggezza di chi può dare consigli utili, e sicuramente Cuffaro, al netto degli attacchi che ha avuto eccetera eccetera, è una persona di esperienza, è una persona saggia, ma non voglio fare gli elogi di Cuffaro, ma dietro un progetto di questo tipo, di fronte alle litigiosità che emergevano, poi è successo che il conto è stato fatto quadrare. Da quello che leggo sui giornali, se non c'era qualche persona più saggia non succedeva niente, tant'è che all'indomani già esplodono le liti per il presidente della regione, quindi questa litigiosità sopita oggi riemerge. Sono riusciti però a metterla da parte per le elezioni amministrative, governare Palermo per i prossimi 5 anni, il che è un impegno enorme, perché non è Genova, non è Milano, devo dire che non è neanche Roma. Amministrare Palermo presenta delle difficoltà. Tieni conto che Luca Orlando, che è sempre, pure con il quale io sono cresciuto, ho fatto delle grandi cose a Palermo, è stato dipinto come il peggiore nemico di Palermo, il peggiore delinquente di Palermo, ma a Palermo ci sono cose che si potrebbe solo sognare. Lui ha retto Palermo per 25 anni e io dico che il giudizio è ingeneroso. Ha avuto anche la saggezza di mettersi da parte e di non intervenire in campagna elettorale. Non merita tutti gli improperi che gli sono stati fatti. Noi sicuramente non siamo contenti del risultato, siamo andati nettamente sotto quello che speravamo di ottenere
il progetto rimane in campo, noi siamo orgogliosi della campagna elettorale che abbiamo fatto, abbiamo portato in piazza, nelle piazze della campagna elettorale i temi sociali, il tema della casa, il tema dei diritti, il tema della pace, il tema del ponte sullo stretto. Abbiamo anche provato a diciamo, mettere in discussione le narrazioni di Cateno De Luca sul risanamento finanziario, sulle baracche, sui fondi, però evidentemente non siamo riusciti ad avere quella capacità comunicativa che in questi casi è necessaria. Ci resta oggi diciamo, il consenso diciamo, contenuto che abbiamo ricevuto e che continueremo a cercare di rappresentare nelle battaglie che come sempre continueremo a fare sul territorio. Messina in Comune continuerà come una piattaforma politica plurale di persone anche diverse tra di loro, ma che insieme hanno appunto in comune i temi che abbiamo portato in campagna elettorale. Che sindaco sarà dal suo punto di vista Federico Basile? Purtroppo mi tocca di dire che Federico Basile è un sindaco a tutti gli effetti ostaggio, cioè, lo si è visto anche nel comizio di ieri sera. Praticamente era quasi inesistente sul palco, ha parlato quasi soltanto De Luca, è un comprimario, è uno dei tanti tasselli di Cateno De Luca nel suo percorso di ascesa alla presidenza della regione siciliana. A me dispiace perché purtroppo sarà il sindaco della mia città e in quanto tale rappresenta la mia città, però a tutti gli effetti Federico Basile non è il vero sindaco di questa città. Una batosta anche per i grandi schieramenti. Sì, sia il centrodestra che il centrosinistra, sì, perché se Basile prende quasi la somma dei voti di centrodestra e centrosinistra vuol dire che li ha totalmente spianati. Ci riesce perché De Luca rappresenta l'anti-establishment, lui è riuscito a fare passare l'idea che lui sia l'opposizione ai poteri di questa città, quando a tutti gli effetti lui è un altro dei poteri di questa città che si scontra con quelli preesistenti che cerca diciamo, di togliere dalla piazza anche attraverso spallate, cioè il suo metodo molto, molto forte, duro, a volte violento dal punto di vista verbale. Quindi di fatto li ha spianati, di fatto centrodestra e centrosinistra oggi dal punto di vista politico non esistono più, esistono dal punto di vista dei pacchetti di voti, infatti le loro liste porteranno i consiglieri comunali, adesso è ancora da vedere se Basile riuscirà a ottenere il premio di maggioranza oppure no, però dal punto di vista politico centrosinistra e centrodestra non esistono più. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Gela, a conclusione del giudizio abbreviato, ha condannato 5 imputati nell'ambito di un'inchiesta sostenuta dai carabinieri su un traffico di cocaina, hashish, marijuana a cavallo delle province di Agrigento, Ragusa e Caltanissetta. Tra i condannati vi è anche Angelo Mangiavillano, 34 anni, di Palma di Montechiaro, al quale sono stati inflitti 6 anni di reclusione. E il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha rinviato a giudizio 14 imputati e ne ha messi a giudizio abbreviato altri 4 e una donna ha patteggiato la condanna. I 19 avrebbero ottenuto il reddito di cittadinanza in mancanza dei requisiti. Tra i 19 vi sono anche condannati per mafia o familiari di mafiosi, condannati o detenuti per mafia e altri reati. I carabinieri della stazione di Porto Empedocle, in esecuzione di un provvedimento del GIP del Tribunale di Agrigento, hanno arrestato 2 fratelli empedoclini, Bruno e Cristian Pagliaro, 35 e 32 anni, per il reato di lesioni aggravate in concorso. Il più giovane è finito ai domiciliari, mentre per il fratello maggiore è stata disposta la custodia cautelare in carcere. La vicenda risale allo scorso marzo, quando, secondo la ricostruzione accusatoria, i 2 indagati sarebbero stati i protagonisti di una rissa avvenuta nel quartiere Vincenzella, vicino alla cementeria di Porto Empedocle, con altri 2 fratelli. I motivi, non ancora del tutto chiari, sarebbero riconducibili a vecchie ruggini personali. Dalle parole si è passati ai fatti con l'utilizzo di spranghe di ferro e il ferimento dei rivali.
Non ci sarebbero dubbi sulla natura dolosa del maxi incendio innescato nella giornata di ieri nel quartiere di Monserrate ad Agrigento. Il rogo appiccato nei pressi di una scuola chiusa da tempo, in breve tempo, ha interessato una distesa di sterpaglie propagandosi vicino alle abitazioni e ai garage dei residenti. Panico tra gli abitanti per il fumo e le fiamme alte. Alcuni di loro hanno anche lasciato gli appartamenti e l'incendio ha danneggiato 10 box e un casolare abbandonato. I vigili del fuoco e il personale del Corpo Forestale hanno lavorato circa 4 ore per avere la meglio sulle fiamme. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. È iniziata stamani in uno stabilimento balneare di Porto Empedocle la colonia estiva di 18 cittadini ucraini profughi. I dettagli con Giuseppe Moscato. Solidarietà tangibile del centro Guttuso, 15 giorni di colonia estiva per gli ospiti profughi dall'Ucraina. 15 giorni che spero siano veramente di gioia, di rilassatezza, praticamente che faccia almeno per un certo qual modo dimenticare quello che stanno passando. Io devo dire che oggi sono felice e doppiamente commossa perché vedo che il centro Guttuso, di cui mi onoro essere la presidente, realizza veramente quello che è il suo obiettivo: regalare sorrisi, dare pace, parlare di pace, di legalità e soprattutto di amore. Amore per chi ha bisogno. Come si snoderà questa colonia estiva per gli ospiti? Ogni giorno, perché siamo coadiuvati e supportati in tutto e per tutto dalla Croce Rossa, il pulmino della Croce Rossa preleverà dal collegio di Favara, dal collegio del Boccone del Povero di Favara, i ragazzi e le mamme e verranno al Lido Milonga per passare una giornata bellissima con tutti gli aiuti possibili, tutto quello di cui hanno bisogno, non solo il mangiare, ma avranno giochi, avranno divertimento, supporto psicologico da personale specializzato. Cercheremo di dare veramente con tutto il cuore tutto. La Croce Rossa Italiana, delegazione di Agrigento, presente in questa bella iniziativa che fa sì che i profughi ucraini possano dimenticare almeno per 15 giorni gli orrori della guerra e godersi questo bel mare siciliano. Abbiamo accolto subito l'invito della Presidente del Centro Culturale Guttuso per partecipare a questi 15 giorni. Noi questi ragazzi li abbiamo ricevuti, li abbiamo accolti quando sono arrivati a Favara e ora speriamo che in questi giorni si possano veramente rilassare e tranquillizzare e tra virgolette in queste ore di dimenticare quello che sta succedendo nel loro paese. Qual è il compito della Croce Rossa in questo specifico momento? È un supporto, cercare di giocare, divertirsi e di non occuparci ovviamente del sanitario perché se no non è una cosa bella e piacevole. Io abito a Favara e io sono molto felice perché io amo il mare e grazie per tutti, per il centro, per questa possibilità, per andare noi tutti a mare. Grazie mille. Arina Yenjuk. Mia famiglia, mamma è in Italia con me e papà in Ucraina perché uomini non posso uscire dall'Ucraina. Sì, ogni giorno. Sì. Che ti dice? Che io non ho parole in italiano. Io amo. Il comandante della Capitaneria di Porto Empedocle, il comandante di fregata Fabio Serafino, ha firmato un'ordinanza che vieta la balneazione e l'avvicinamento ai luoghi e alla casa abusiva a rischio crollo a Punta Bianca, cui Mare Amico ne aveva denunciato la pericolosità già nel novembre 2020. Il manufatto nei giorni scorsi è stato sequestrato dai carabinieri della compagnia di Agrigento. L'immobile va subito abbattuto perché rischia di crollare nella spiaggia sottostante e poi perché deturpa i luoghi, scrive in una nota Mare Amico. Domani alle 9:30 convegno della FIDAPA al Consorzio Universitario di Agrigento sul metaverso. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella.
Viaggio tra due mondi, Metis e Meta, viaggio tra due mondi, e questo è il titolo del convegno del distretto Sicilia FIDAPA, Federazione Italiana Donne, Arte e Professioni, organizzato per domani 16 giugno 9:30 presso l'Aula Magna Luca Crescente del Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento, con il patrocinio dello stesso consorzio, del Polo Universitario Territoriale di Agrigento, della Confcommercio, della Confartigianato, di 14 comuni delle province di Agrigento e Caltanissetta, all'insegna del motto lanciato dalla Presidente nazionale Fammietta Perrone: noi protagoniste del futuro. Nasce un progetto condiviso da 11 sezioni delle province di Agrigento e Caltanissetta, un convegno del distretto Sicilia FIDAPA BPV Italy, presieduto dalla Presidente Avvocatessa Carmela Lobue. Il convegno è centrato sull'argomento metaverso, aderisce come trattazione al tema internazionale per il biennio 2021-2023, New Action Through Cooperation, nuove attrazioni verso la cooperazione, tema a cura della past presidente nazionale Cettina Oliveri, della vicepresidente internazionale dottoressa Giuseppina Sedita, della past president del distretto Sicilia professoressa Maria Ciancitto e delle past president di sezione. Viaggio tra i due mondi, tra il mondo reale e il mondo virtuale, con meta finale nel metaverso, un universo digitale frutto di molteplici elementi tecnologici, tra cui video, realtà virtuale e realtà aumenta. Nel metaverso gli utenti accedono tramite visori 3D e vivono delle esperienze virtuali e possono creare degli avatar realistici, incontrare altri utenti, creare oggetti o proprietà virtuali, andare a concerti, conferenze, viaggiare e altro. Portavoce del frutto dell'intelligenza artificiale nella società del futuro sono 10 relatori, tra i quali 8 professioniste e imprenditrici fidapine delle sezioni di Agrigento e Caltanissetta e 2 relatori del Dipartimento di Architettura dell'Università di Palermo. La dottoressa Carmelina Guarneri, presidente della sezione FIDAPA di Agrigento, darà i saluti di benvenuto alle autorità civili e istituzionali presenti. Località turistiche del Trapanese sold out. Vediamo. È un momento di grande aggregazione, è un momento importantissimo per la nostra comunità che appunto è devota a San Vito Martire, ma soprattutto è un'occasione, ovviamente coincidendo con una data estiva, anche di come dire, raccontare la nostra storia, le nostre tradizioni, il nostro legame con questo santo anche ai nostri ospiti che in questo momento sono in vacanza. Stiamo in questo momento registrando sicuramente un notevole interesse e gli operatori raccontano sicuramente di un'estate che ormai va verso il tutto esaurito, per cui per noi in questo momento non può essere che l'auspicio migliore quello di ovviamente rivolgerci al nostro santo e che possa accompagnare i nostri operatori e la nostra comunità in questo percorso. Questi 2 anni sono stati difficili per questa nostra comunità che comunque è riuscita a superarli. Sono fiducioso da credente che San Vito Martire ha protetto e continuerà a proteggere questa nostra comunità di San Vito, Macari e Castelluzzo. Oltre all'intervento divino credo che sia importante le azioni che poniamo in essere noi come amministrazione comunale e creando le condizioni per cui i turisti possano arrivare dalle nostre parti non soltanto per le bellezze naturali che questo territorio offre, ma per quello che noi offriamo come eventi culturali, di intrattenimento e come servizi. A questo bisogna aggiungere anche l'azione forte e costante e crescente degli operatori economici che hanno fatto sì che San Vito Lo Capo oggi può vantarsi di avere più di 8.000 posti letto senza avere megastrutture. Si vive il rapporto diretto tra il gestore e il turista. Il turista quindi non è, come ho sempre sostenuto io, il numero X della Camera. Come li affrontiamo questi 12 mesi a colmare quei 5 anni? Serviranno a completare una parte delle progettualità che abbiamo posto in essere dall'inizio della nostra amministrazione e mi auguro che se dovessi decidere di ricandidarmi assieme a questa squadra meravigliosa
che io assieme ad alcuni amici al di là degli schieramenti politici abbiamo costruito, questo territorio non potrà che prendere atto ed apprezzare, mi auguro, il lavoro che abbiamo svolto. Agli elettori l'ardua sentenza. La comunità è fatta di tante cose e San Vito Martire aggrega, e noi ci dobbiamo aggregare intorno anche alla comunità cattolica, che rappresenta, per noi credenti rappresenta tutto quello che sappiamo, ma anche per chi non crede rappresenta un momento di aggregazione, di volersi bene, di tendere al bene della comunità, ed è quello che noi vogliamo che accada qui in questo territorio. Abbiamo ancora un altro anno e penso che ancora qualche cosa la vedranno i cittadini, non tanto gli elettori ma i cittadini, perché questa squadra è stata fatta, creata dal sindaco e voluta in funzione delle specificità di ciascuno di noi e in funzione di quello che veramente possiamo portare al territorio in maniera, lo posso dire, io non sono di San Vito, lo posso dire a maggior ragione e con più forza, in maniera assolutamente disinteressata. Vogliamo noi che questo territorio cresca, ma che conservi quello che di buono ha, soprattutto dal punto di vista ambientale. Con questo ci tengo. Io mi sento da sempre sanvitese, voi lo sapete, gli alcamesi da sempre veniamo a San Vito, da sempre frequentiamo San Vito. Io poi ho diretto la riserva dello Zingaro, quindi c'è un legame particolare, e poi ci portavano a San Vito quando eravamo spaventati. San Vito fa passare tutte le paure, non ce lo scordiamo. Campionato di basket di Serie B, playoff di promozione in A2. La Fortitudo Moncada Agrigento ha vinto in casa a Porto Empedocle al Palamoncada anche la seconda partita contro la Sebastiani Rieti, 72-57. Prossimo appuntamento alle 21 di venerdì a Rieti con gara 3. Le dichiarazioni post partita dei rispettivi allenatori. Vediamo. Coach, dopo gara 1 si era detto che non si era fatto nulla, però dopo gara 2, dopo una vittoria con 15 punti di scarto, è sicuramente una vittoria importantissima e ti dà la possibilità di andare con 3 match point a Rieti. Quanto è stato difficile vincere questo match, che a tratti è stato anche confuso, molto fisico e con una difesa, se possiamo dire, quasi perfetta della Fortitudo? Ma io credo che al di là delle statistiche, voglio dire, stasera abbiamo giocato una partita di carattere e nel finale i ragazzi sono stati grandissimi perché eravamo veramente a corto di energie, abbiamo lottato in difesa in maniera impeccabile, abbiamo recuperato palloni, abbiamo costretto Rieti a fare tiri forzati, abbiamo recuperato palloni per 24 secondi. È stata una partita fisica, sapevamo che probabilmente non sarebbe stata una partita che avrebbe seguito il canovaccio di gara 1, perché in gara 1 ha funzionato tanto in attacco, devo essere onesto, non è stata particolarmente confusa, abbiamo avuto, nel momento in cui abbiamo giocato i nostri spazi, abbiamo trovato le soluzioni giuste. Credo che la partita, il momento più significativo siano stati i canestri di Peterson dal post alto, in un momento in cui ovviamente Rieti stava cercando di recuperare, li abbiamo puniti in maniera sistematica. Quello è stato il momento in cui abbiamo fatto vedere di essere in controllo della partita, però ribadisco, credo che al termine di una gara del genere sia da elogiare il cuore di questa squadra che è andata oltre la fatica, perché non dimentico il fatto che Cosimo, che pure ha trovato tanti tiri, magari stasera è stato meno preciso, ma è fermo da sostanzialmente un mese, è rientrato in gara 1, ha giocato una partita grandiosa, stasera si vedeva che aveva ancora le scorie di gara 1 addosso perché è stato un po' meno preciso, però ha dimostrato nei momenti importanti di esserci, così come tutti. Ovviamente abbiamo giocato la seconda metà di gara senza Albano, che per noi è tantissimo, è il nostro capitano, è il leader in campo, è un leader difensivo in maniera incredibile. Nonostante questo ci siamo stretti, abbiamo lavorato benissimo nonostante mancasse lui. Quindi devo essere onesto, la seconda metà di gara è stata una metà di gara giocata con tantissimo cuore, perché i ragazzi hanno dimostrato che l'hanno sempre buttato in campo in queste partite, stanno reagendo e stanno regalando al proprio pubblico questo tipo di pallacanestro. Abbiamo bisogno di vincerne ancora una, quindi non abbiamo fatto niente in gara 1, non abbiamo ancora fatto niente. Sappiamo che andiamo là e giocheremo in un clima incandescente. Già stasera si è vissuta una partita diversa anche in campo, anche sui contatti, c'è stato
ci sono stati momenti confusionari anche in campo in termini di fischi, quindi devo essere onesto, sappiamo che andiamo a giocare una guerra a Rieti, però abbiamo 3 match point, come hai detto te, ci rigiochiamo, i ragazzi sono determinati, recuperiamo un po' di energie, recuperiamo il nostro capitano che sarà in campo con noi in gara 3, lotteremo con tutto quello che abbiamo per portare via un'ultima vittoria che ci serve. Fino al momento dell'uscita di Albano la sua prestazione è stata praticamente perfetta, di sacrificio, e nonostante la sua assenza la Fortitudo sembra non aver subito il colpo. C'è stato un grande sacrificio di Cuffaro, di Bruno, il ritorno al tiro da 3 di Grande. Si può dire che ancora una volta il gruppo è stato superiore di gran lunga alla potenza individuale dei singoli giocatori. Ma sì, stasera i ragazzi hanno reagito e hanno giocato di squadra, credo che si sia visto, lo ribadisco, il carattere di questo gruppo che si è visto durante la stagione in tanti momenti di difficoltà all'interno delle partite, ne siamo usciti sempre bene, dobbiamo conservare questo spirito, abbiamo bisogno di continuare a lottare per altri 40 minuti, Albano nei 14 minuti, 15 minuti che ha giocato è stato precisissimo, ma ovviamente un giocatore con la sua esperienza, con la sua capacità di lettura, ma più che altro con la sua fisicità, e ribadisco, non è solo qualche cosa di tecnico, perché lui ci dà leadership, ci dà tranquillità, ci dà rimbalzi, abbiamo lottato contro una squadra che era molto più grande di noi, che ha provato ad avvicinarsi al ferro, siamo stati perfetti anche lì, abbiamo subito ogni tanto, ma ovviamente è normale, abbiamo toccato tanti palloni. Devo essere onesto, stasera provo solo grande riconoscenza nei confronti dei ragazzi, perché sono andati oltre quelle che erano le energie che comprensibilmente avevano, perché alla fine i minutaggi ovviamente li abbiamo distribuiti in maniera diversa, giochiamo in un clima caldo, anche in termini di temperatura, non è semplice stare in campo per tanti minuti consecutivi. Stasera i minuti di Cuffaro e la qualità dei minuti di Cuffaro sono stati incredibili, perché ha recuperato palloni, ha fatto un canestro da 3 punti importantissimo, quindi il fatto che ognuno che entri dà cuore e dà qualche cosa credo che sia il segreto di questa vittoria. Ovvio che dal punto di vista tecnico, senza guardare il resto delle statistiche, i 57 punti segnati di Rieti rimangono il segreto di questa vittoria, i 3 punti segnati negli ultimi 5 minuti, perché loro a 5 minuti dalla fine erano 54, hanno finito a 57, devo essere onesto, alla fine è salito in cattedra Piazza, che ha provato a trascinarsi dietro la squadra, però voglio dire, 57 punti spiegano da soli quello che è stato il motivo di questa vittoria. Dobbiamo riuscire a replicare una partita difensiva e di grande cuore, lo ribadisco, per ancora 40 minuti. La Fortitudo Agrigento Real Sebastiani Rieti 72-57, la serie va su 2-0, coach un'analisi della partita e della serie che adesso si sposta a Rieti. Allora cercherò di essere molto oggettivo e molto chiaro. Intanto sicuramente Agrigento è una squadra tosta e in queste 2 gare ha giocato veramente delle partite di alto profilo, ha dimostrato tutta la sua forza, anche oggi, con una ottima organizzazione, un'ottima intensità difensiva, canestri importanti da tanti giocatori. Però noi oggi ci siamo stati, abbiamo combattuto pur con tanti errori. Abbiamo tirato con basse percentuali, all'intervallo avevamo 0 su 12 da 3, alla fine abbiamo chiuso con 6 su 30 da 3 punti, 8 errori ai tiri liberi, e con questo tipo di percentuale di tiro siamo stati aggrappati alla partita, non punto a punto, questo no, ma siamo sempre stati lì, senza mai mollare. Questo in più abbiamo incontrato un arbitraggio che sicuramente non ci ha tutelato in alcuni contatti dentro l'area. Non si può parlare di un arbitraggio negativo, ma un arbitraggio che dentro l'area, in particolar modo contro Ghersetti e contro Ondoia, non ha fischiato 5-6 contatti che ci avrebbero permesso di essere in partita. Con il lampante canestro tolto a Ghersetti da -11 a -9 negli ultimi minuti di gioco, dove è stato sanzionato un fallo d'attacco, un fallo di Mario, invece che buono canestro, un tiro libero. Quindi ci sono stati
Questi episodi che non ci hanno aiutato, percentuali mediocre ai tiri liberi, 8 liberi sbagliati, 24 tiri da 3 punti sbagliati, errori nel tiro da 2 perché anche dentro l'area abbiamo sbagliato alcune situazioni. Difensivamente è andata meglio perché hanno segnato 70 punti, ma anche lì almeno 8-10 punti lasciati che potevano essere non lasciati, soprattutto rimbalzi d'attacco concessi. Quindi cosa mi sento di dire? Che noi torneremo qui per gara 5. Torneremo qui per gara 5 più consapevoli, pronti per giocare una partita diversa e per centrare la promozione. Abbiamo bisogno di creare a Rieti in gara 3, in gara 4, un ambiente particolarmente caldo, perché qui abbiamo trovato un ambiente che comunque ha reso difficile la vita alla nostra squadra. Abbiamo bisogno di creare un ambiente incredibile, un ambiente che dia energia ai nostri giocatori, perché giocheremo la terza e la quarta partita in una settimana e non sarà facile per noi recuperare dopo le battaglie di domenica e martedì. Dobbiamo creare un ambiente, un fortino inespugnabile, pensare a gara 3, poi pensare a gara 4 e poi, grazie alla fiducia e all'energia che prenderemo in gara 3 e in gara 4, tornare qui con più consapevolezza, con un pizzico più di fortuna, con un pizzico più di bravura, con arbitraggi speriamo che fischino i contatti dentro l'area, pronti per giocare una gara 5 diversa. Quindi io faccio un appello a tutti i nostri tifosi: teniamo duro, siamo 0-2, siamo spalla al muro, non possiamo più sbagliare niente, ma noi vogliamo tornare qui, gara 5 ad Agrigento, e giocarcela, contro tutto e contro tutti. Però abbiamo bisogno di pensare adesso a gara 3 e creare un ambiente di adrenalina pazzesca. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.